Buongiorno a tutti da Gavoi. Tra poco vi mostrerò uno dei nuraghi più originali della nostra Sardegna. Ve ne ho indicato tanti, ma questo è veramente unico nel suo genere tra quelli che io ho già visto. Si chiama Castrolongo. Curiosi? Allora, aiò. Bene, che di conto. Come sapete, io ho girato tantissimo in Sardegna e degli 8000 nuraghi che abbiamo ancora sparsi nel nostro territorio, ne ho trovato tanti che hanno caratteristiche differenti gli uni dagli altri, ma che differenziano veramente di molto per diverse ragioni. Beh, questo è un unicum, perché questo nuraghe è di Gavoi, si trova vicinissimo al complesso delle tombe di Uniai, proprio pochi passi. Ha di caratteristico che è stato costruito sfruttando la roccia naturale, e quindi da una parte c'è la roccia naturale e dall'altra invece i classici massi che utilizzavano i nostri antenati per costruire queste fortificazioni. E la vedete tutta attorno? Com'è bella lavorata, scolpita, particolarissima. Non si può andare oltre perché è crollato tutto e quindi non vi so dare altre informazioni. Vicino al nuraghe Castrolongo di Gavoi c'è un enorme gregge di pecore e tra loro ci sono tantissimi agnellini, si sente dal loro belatto. Riuscite a vederle? Guardate, sono tantissime, è un gregge enorme. Vi saluto a Zibirizano, ciao!